in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Cordiale saluto a tutti. Oggi parliamo in particolare di Luganega, è un prodotto tipico di questi giorni invernali. Luganega, dicevano i nostri padri, i nostri vecchi, Gesè PD de Luganega. Che significa? Gesè PD che Luganega vuol dire che ci sono tanti giorni e dunque il cibo è una cosa sacra, bisogna tenerlo, conservarlo e accuratamente pensare al cibo in maniera di distribuirlo nei più giorni che esistono. Pensare al domani. Esattamente, pensare al domani. E parliamo allora di queste nostre Luganega, ecco qua. Qui abbiamo, e oggi parliamo di questi in particolare, un tipo di Luganega, la Luganega bianca trevigiana. Sì, questa che si vede, che purtroppo si sta un po' dimenticando, e magari i ristoratori trevigiani sarebbe bello che magari lo proponessero spesso nei loro menù, è la Luganega bianca da riso, che è tipicamente trevigiana. Cesare De Stefani è un importante macellaio, chiamiamo macellaio col nome di Beccher, ecco, queste Luganeghe come mai sono scomparse quasi? Beh, perché diciamo il fatto che si presentano bianche vengono confuse per il fatto che siano solo grasse. In realtà il colore chiaro è dato sì da una maggiore quantità di grasso, ma anche dall'utilizzo di carni più delicate che si caratterizzano nella spalla del maiale, nella pancetta del maiale, e che quindi danno questo colore più chiaro. Teresa Periscinotto Vendramel, che è la delegata dell'Accademia della Cucina qui di Treviso, no? Ecco, è importante una cosa per avere una buona Luganega bianca. Che cosa? Da qui davanti. La Luganega bianca è caratterizzata da un miscuglio di spezie, la dosa, dette la dosa, che era tipica nella ricerca. ricerca. Questa è la famosa dosa della Luganega bianca, no? Il profumo è eccezionale, è una mistura che i droghieri, cioè gli spessieri... Da dove arriva questa dosa? Arriva un po' da tutto il mondo, arriva principalmente dall'Oriente, è un miscuglio di vari tipi di pepe e altri ingredienti, per la verità 12, vero Cesare? Che Cesare De Stefani ha usato. Ma parliamo dopo delle caratteristiche della dosa della Luganega bianca, e intanto il sommario di questa puntata dedicata alle Luganeghe e in particolare alla Luganega bianca. La Luganega è tra i cibi veneti più festosi e più popolari. È originaria dell'antica Lucania, grosso modo l'attuale Basilicata. Ce ne sono di tanti tipi, di tante scuole. Un cibo che non va demonizzato, ma occorre, come le carni rosse, la soppressa, i salami ed altri insaccati, mangiarne con misura e non spesso. Parola del professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'Università di Padova. Parleremo poi di un tipico formaggio della pedemontana trevigiana e specificatamente di Segusino, lo Scec, una chicca per i buongustai che vanno alla ricerca di prodotti tipici del territorio. Situazione pesante per il radicchio di Chioggia, pagato alla produzione anche 10 centesimi al chilo, una miseria, ce n'è troppo, e sarebbero preferite, per ragioni di prezzo, le imitazioni. Stesso scenario negativo per il radicchio semilungo di Verona. Si sono mantenuti su buoni livelli la produzione e i consumi di pere nello scorso anno, nel Veneto anzi sono leggermente cresciuti. La doggy bag, la borsa degli avanzi, diventa obbligatoria nei ristoranti francesi. Si portano a casa ciò che non si mangia ed il vino che non si beve, una tendenza che si registra anche nel Veneto. Cibo per cani, ma anche da mangiare in famiglia. La crisi suggerisce di non sprecare. È partita la campagna a favore dei prodotti di qualità, certificati con i marchi IGP e DOCG, che ne garantiscono l'identità e l'origine. Una campagna particolarmente apprezzata dai produttori del Veneto. E torniamo a parlare della dosa che è necessaria per avere
una buona luganega, sia bianca ma anche altre varietà di luganeghe. Ecco, questa qua, la tipicità di questa dosa, Teresa. E la tipicità è l'aroma e i profumi che rilascia nella parte di maiale più grasso possibile per la C'è un mistero alle spalle di questa dosa. C'è un mistero perché era sparita, scomparsa con la chiusura della drogheria I Soffioni degli anni 70 e non più ritrovata. Drogheria di Treviso Centrale. Drogheria ai Soffioni, quindi nella parte più centrale della città, e che comunque è finita nell'oblio negli anni 70. Dopo pochi anni la luganega bianca a Treviso non si è più fatta perché non c'era più chi preparava questo miscuglio. Io trovai in un vecchio armadio un piccolo barattolo di dosa, così indicata in calligrafia da mio padre, e pensai che sarebbe stato un buon regalo da fare all'Accademia Italiana della Cucina e precisamente ovviamente alla delegazione di Treviso. E avete analizzato questa dosa, però ci mancava qualcosa. Allora, questa dosa è stata analizzata completamente, sono stati ritrovati tutti gli ingredienti, ma ci mancava il dosaggio. E a questo punto, Cesare Stefani, cosa è accaduto? È accaduto che si sono rivolti a me, questi dell'Accademia della Cucina Italiana di Treviso, mi hanno chiesto se collaboravo per fare delle prove per riportare alle origini questa antica dosa, e quindi con tante prove, quindi tante percentuali, siamo incontrati più volte, poi fatto le cotture finché siamo arrivati finalmente a questa dosa, no? Una bella storia della gastronomia trevigiana e veneta dietro a questa dosa. Soprattutto trevigiana, è cosa a cui io tengo molto, perché rappresenta la mia famiglia, ma comunque rappresenta un punto forte per la delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina. Come è stata accolta questa riscoperta della dosa della luganega bianca? È stato grande entusiasmo, anche perché le prove di cottura e di degustazione anche del crudo sono state fatte a casa mia con la consulta e qualche accademico in più, eravamo circa una decina, e la votazione è stata su ogni cottura di questo riso con la luganega e l'assaggio di crudo è stata quasi fatta all'unanimità. 9 persone su 10 hanno votato per quel tipo di luganega e quel tipo di lavorazione, di mistura. Una scheda adesso sulla luganega veneta. La luganega, come si deduce dal nome, è un insaccato fresco di suino originario dell'antica Lucania, oggi identificabile soprattutto con la Basilicata. Sarebbero stati i Longobardi a portarlo nel Veneto, dove ha trovato le porte spalancate. Altre ipotesi sull'origine della luganega hanno scarsa attendibilità. Di luganeghe comunque non ce n'è una sola, ma sono tante a seconda delle aree. Ci sono quella bianca da riso, tipica di Treviso, la padovana, la trevigiana e ancora le luganeghe della Valle Ogra nell'Alto Vicentino e dei Tripan del Bellunese. La gamma si amplia poi se usciamo dal Veneto. Ne troviamo di tipiche, molto caratteristiche e tutelate come prodotti agroalimentari tradizionali in Lombardia e nel Trentino. Prodotti molto simili incontriamo inoltre in altre regioni italiane. Ne caratterizza identità e tipicità la DOS, vale a dire il dosaggio, l'insieme equilibrato delle varie spezie che vengono usate. Tutte si distinguono per il sapore intenso e il profumo deciso, una delizia al palato. La luganega si consuma fresca e generalmente cotta. Con essa si preparano diversi piatti. Vanno molto i risotti, in particolare quelli all'onda. A Treviso è una chicca sempre più rara adesso, la menestra di riso e luganega bianca, arricchita con una luganega lessata su ogni piatto. E vediamo adesso con Cesare De Stefani da vicino la luganega bianca, le sue caratteristiche, in che cosa si differenzia dalle altre luganeghe. La luganega bianca da riso, da minestra di riso, si caratterizza innanzitutto per la dimensione, che sono più piccole, sono di circa 50 grammi cada una e equivale praticamente a una porzione persona. Inoltre per il colore, che molti lo confondono per il grasso, in realtà è più chiara, ma è più chiara anche per il tipo di carni con cui viene preparata la luganega. Qui abbiamo un'altra luganega vicino, rossa. No, questo non è una luganega, questo è il figalette, e come diceva appunto la signora Ventramel prima, mentre la luganega da riso era più un prodotto di città, la salsiccia col fegato, quindi con l'utilizzo di carni meno pregiate, era più frequente trovarla nella pedemontana trevigiana. Questa che vediamo qua?
Questa invece è la classica salsiccia da rosto, cioè quella che comunemente si fa alla griglia e che diciamo noi chiamiamo indistintamente luganega o salsiccia, quella che abitualmente si trova nelle grigliate la domenica o nelle feste paesane. E visto che ci siamo, che abbiamo un altro tipo di salsiccia di luganega, come le chiamiamo questa? Sì, questa non è tipicamente trevigiana, anche se adesso sta prendendo piede anche nella nostra provincia. È lunga questa qua. Esattamente, questa si caratterizza per avere una dimensione del budello più sottile, ok? E non viene legata, quindi rispetto a una luganega trevigiana, la salsiccia da rosto ha un calibro inferiore della metà e tipicamente è della zona emiliana. Luganega bianca da minestra da riso. Ma Teresa Periscinotto, si possono fare altri piatti con questa luganega bianca tipica del trevigiano? E direi proprio di no. Questa è fatta esclusivamente per fare la minestra. Ne crea un carattere, un sapore particolarissimo, è fragrante, profuma la casa, è un piacere per il naso e per il palato. È un piatto sostanzioso che forse è passato un po' di moda per questo motivo, ma che è secondo me veramente una cosa incredibilmente saporita e profumata. Un piatto non da figadette, no? Poi spieghiamo chi sono i figadette, no? Sì, poi spieghiamo i figade. Notizie di agricoltura veneta. Il radicchio tondo IGP coltivato nell'area di Chioggia e dintorni è sceso di prezzo sino a 10 centesimi al chilo alla produzione. Situazione molto critica per gli ortolani. Le cause sono dovute all'abbondante produzione e al fatto che la GDO, la grande distribuzione, preferirebbe per ragioni di prezzo le imitazioni. È quanto denuncia la Confagricoltura locale, per la quale occorre allargare il bacino di produttori di radicchio di Chioggia IGP, sfruttando fino in fondo la certificazione. Oggi l'IGP, stando alla Confagricoltura di Chioggia, riguarda appena 1380 quintali su 600.000, un dato, commenta, impietoso. Situazione pesante anche per il radicchio di Verona, sempre a causa della sovrapproduzione e dei prezzi bassi. Anche questa varietà è buona, ma non viene pagata. Anche in questo caso si è convinti che si potrà uscirne puntando sulla IGP, che per ora interessa una quantità minima della produzione. Sulla necessità di investire sull'indicazione geografica si è parlato in un convegno ospitato alla Fiera del Radicchio di Roveredo di Guà. La produzione nazionale di pere, che nello scorso anno è stata attorno alle 764.000 tonnellate, non si differenzia di molto da quella delle ultime campagne. Più 4% rispetto al 2014 e più 2% rispetto alla media del periodo 2010-2013. Tutte le principali varietà mostrano segni positivi nel confronto con l'anno precedente. Per produzione, in Italia è in testa l'Emilia-Romagna, con un raccolto che ha sfiorato le 515.000 tonnellate. Nel Veneto si è saliti al di sopra delle 85.000 tonnellate complessive, più 8% rispetto al livello raggiunto nel 2014. I consumi, tendenzialmente in crescita, si stanno consolidando. Sono dati di fonte CSO, Centro Servizi Ortofrutticoli di Ferrara. Il Ministero delle Politiche Agricole ha avviato una campagna promozionale finalizzata a far conoscere e a sostenere il consumo di prodotti garantiti con i marchi europei di tutela DOP e IGP. L'iniziativa coinvolge anche la GDO, la grande distribuzione organizzata. Ci si propone inoltre di combattere i falsi prodotti made in Italy. Intanto si è rafforzata la lotta alla contraffazione dei prodotti a denominazioni anche sul web, nuova frontiera dell'agropirateria. Tali attività consentono di bloccare su internet i flussi di vendite di prodotti falsi o Italian sounding. In Italia i prodotti certificati sono 839, un patrimonio stimato sui 13,5 miliardi di euro. Sono interessate 150.000 imprese. Tra i prodotti veneti più interessanti vi sono formaggi, radicchi, asparagi, prosciutti, latticini. In Francia, con il nuovo anno, è obbligatoria per i ristoranti francesi la doggy bag, borsa per il cane. È un box dove riporre gli avanzi del pasto da portare a casa. Cibo per i cani, ma a quanto pare anche per consumare a casa. È una pratica che anche in Italia comincia a farsi strada. Si porta a casa, oltre al cibo avanzato, anche la mezza bottiglia di vino che non si è bevuta. È quanto già succede sempre più spesso in tanti piccoli e grandi ristoranti del Veneto, mentre negli Stati Uniti la pratica è una consuetudine affermata. Cesare De Stefani, cos'è questa
questa retina, questo ricamo, come chiamiamolo? Ecco. Sì, questo sembra proprio un ricamo. Questo ha il velo che avvolge lo stomaco del maiale e che viene... Non è un tessuto, ma intanto è carne. No, questo qui è un tessuto diciamo di grasso, dove all'interno queste sono tutte le vene dove corre il sangue, e viene utilizzato per produrre questo prodotto che è l'impasto della salsiccia col fegato avvolta nella retina di maiale. Come si chiama questa specialità? Questa specialità si chiama martondella. La martondea, no? Esattamente, e veniva utilizzata quando alla fine dell'insacco, all'interno degli ingranaggi della insaccatrice, rimanevano delle parti di carne che non era più possibile insaccare in un budello, si metteva tutto insieme, si facevano queste piccole polpettine e poi si avvolgevano con questa che è la rete di maiale. Questa retina di maiale è ancora usata, per esempio i bravi macellai la usano per avvolgere gli arrosti di vitello, gli arrosti in genere, perché sciogliendosi li mantiene molto morbidi e molto saporiti. Teresa, si fa ancora la mortandella? La si usa ancora in cucina? Allora, io non la conosco, l'ho mangiata una volta ed è buonissima, però appunto una rarità. Volevo sapere proprio da De Stefani, che sicuramente l'avrà vista cucinare, perché è più, a quanto mi risulta, un prodotto di pedemontana piuttosto che di città. No, lo facevano anche in campagna da me, io abito nella Castellana. Io non lo sapevo, l'ho mangiata a Castelfranco, in effetti. Infatti io sono della Castellana. Ah, vedi? E in un ristorante che purtroppo ora non c'è più e che era proprio testimonio di cucina normale, di cucina di casa, però non la so cucinare, per cui sarò curiosa di imparare. Pubblicità adesso. Subito dopo un servizio dedicato a un formaggio tipico della pedemontana trevigiana, lo Scec, il formaggio che fa Scec, è tipico di Segusino. Sì, ha fatto Scec il formaggio, e dunque un vero formaggio di Segusino, un centro della pedemontana trevigiana, un formaggio così tipico che gli abitanti del luogo erano chiamati i Scec di Segusino. Tenero e gradevole, profuma di latte, un gusto marcato, leggermente piccante. Ne vediamo la lavorazione. Veniva fatto in piccole caliere dei formai, come questa. Caterina Verri continua la quasi centenaria tradizione casara della famiglia Stramare. Sicuramente veniva preparato almeno dal 1450, visto che abbiamo... 1450, ricordiamo questa data. Perché in diocesi a Padova si sono trovate i documenti relativi ai pagamenti delle decime fatti con il formaggio, per cui mentre nella zona di Quero, nella zona di Valdobbiadene c'erano le coltivazioni perché c'era più terra, c'era più sole, più caldo, qui a Segusino invece era maggioritario, diciamo così, l'allevamento. Il latte delle vacche, il latte delle capre veniva utilizzato per fare questo formaggio, e la maggior parte di questo formaggio veniva utilizzato per il pagamento degli affitti, delle decime, per acquistare magari sementi. In casa invece veniva tenuto soltanto il latte povero dei primi 5 giorni dopo il parto. Che ha un nome particolare questo latte? Colostro. È un latte particolare, privo di caseina, ricco di altre sostanze, e veniva questo formaggino poverino. Quindi proprio un formaggio da poveri. Molto poveri, indubbiamente. Però sostanzioso e buono. Certamente, molto caratteristico. E questo è il formaggio? Scec. Lo Scec, no? Proprio, lo Scec. Ma lo si fa velocemente. Sì, abbastanza. L'unica cosa, bisogna aspettare che asciughi un pochino, che scoli quanto più possibile il siero. Le piccole forme di Scec sono chiamate pesatee, un formaggio tipico di Segusino fatto con latte di vacche allevate in azienda di razza bruna. Vacche che vivono in perenne villeggiatura in un ambiente sano, producono un latte pregiato che primeggia per qualità e proprietà nutrizionali e che dà eccellenti formaggi freschi e stagionati, latticini e burro. E adesso dove lo portiamo questo formaggio? Adesso a riposare per un po' e poi in salamoia, tra qualche ora. E poi? Poi lo mangiamo.
Saverio Stramare, giovane imprenditore agricolo, è orgoglioso della sua attività e della sua azienda ai piedi della Pedemontana Trevigiana, dove si alleva bestiame e si producono formaggi tipici. Oltre allo Scheck, altri formaggi freschi e stagionati, latticini e burro. Un'attività che gli sta dando soddisfazione nonostante le tantissime difficoltà. Sentiamo a proposito il papà Dario Stramare. Fare gli allevatori qua su ai piedi di questa montagna. Bisogna essere appassionati ed essere nati in un'azienda, altrimenti uno che deve partire da zero è impossibile. Ma sia sincero, i conti alla fine tornano. Rispetto all'impegno il lavoro non è ripagato da un punto di vista economico. Insomma, tanta fatica e poco reddito. Certo, ma d'altra parte non si vive solo per il reddito, però bisognerebbe anche quello. Cesare De Stefano, lei conosce questo formaggio Scheck? Sì, perché è vicino a Valdobbiadene è di Segusino, ma si dice El Scheck, no il Scheck, El Scheck. Questo ha dato anche la denominazione dei segusinesi, no? Li chiamano i Scheck. Torniamo alle nostre Luganeghe, Teresa Perissinotto. Ecco. Un cibo che è un po' messo sotto accusa perché farebbe male, è troppo grasso, troppo pesante. Ma ormai per noi tutto è pesante. Qualsiasi persona è sempre in dieta. Io credo che mangiare la giusta quantità nel momento giusto e sapersi organizzare nelle diverse giornate nel cibo possa corrispondere a poter assaggiare e degustare ancora anche cibi di una volta, particolarmente sostanziosi, ma che verranno poi mescolati a degli altri ingredienti o delle altre preparazioni. Il giorno dopo si sarà più attenti nella consumazione di un cibo. E a proposito di questo, sentiamo che ci dice un medico nutrizionista dell'Università di Padova, il professor Francesco Francini. Salami, soppresse, ossocolli, musetti, dobbiamo rinunciare a questo ben di Dio, professor Francini? Allora, o ne mangiamo veramente in quantità molto limitata, possiamo anche fare l'esempio del fumo di sigaretta. La persona che fuma una sigaretta a fine cena 2 volte al mese non corre rischi particolari, chi fuma un pacchetto 2 al giorno sì. Allora così è anche per le carni conservate. Da ricordare che il rischio legato alla carne, anche quella conservata, è comunque molto più basso rispetto al rischio del fumatore. Ma ci sono dei prodotti, ci sono delle carni conservate rosse che non hanno quegli ingredienti pericolosi che ha il prodotto industriale. Pensiamo ai nostri salami, alle soppresse, no? Alle pancette dei nostri contadini che sono fatte puramente con gli ingredienti del maiale e dove, a parte un po' di sale, non vengono aggiunti nitrati e nitriti, che sono le sostanze che danno il colore rosso a questi prodotti e che sono un po' cancerogeni. E noi abbiamo la possibilità di fare un test molto semplice. Se quando noi tagliamo la fetta, la lasciamo alcuni minuti esposta all'aria, si scurisce, è segno che il salame non contiene nitrati e nitriti. Se invece la parte esposta all'aria dopo ore è ancora bella rossa, questo non è un rosso naturale, è un rosso fissato con l'uso di queste sostanze. Quindi a questo punto, molto in sintesi, una bella fetta di soppresse e un po' di polentina calda, no? E una bella fetta di musetto, una tantum ci sta. Ogni tanto ci sta, e questo ogni tanto può essere anche una volta alla settimana, insomma non bisogna proprio essere francescani sotto tutti i punti di vista. Si può godere del piacere della carne se sappiamo limitarci, se sappiamo cucinarla bene, se sappiamo scegliere il prodotto giusto. Dunque ogni tanto una loganega o una buona fetta di salame danno energie e fanno allegria e compagnia. Gli insaccati sono gli ingredienti delle sagre venete, ma come con tutti i cibi non si deve esagerare, occorrono sobrietà e misura. È lo stesso discorso che si fa per la carne rossa, per il vino e per il goccino di grappa, che appartiene alla storia alimentare di noi veneti. I consumatori seri e intelligenti di questo sono coscienti ed è per questo che non danno troppa retta ai proclami dei missionari integralisti delle diete, le quali, spesso in colori e in sapori, non sono proprio amiche dei piaceri della buona e della bella tavola. Dunque
Dunque il medico nutrizionista ci garantisce che possiamo mangiare una buona luganega? Io spero di sì, auspico di sì, anche perché comunque non possiamo dimenticare che le proteine animali servono al corpo umano. Sì, diciamo che la carne di maiale in genere è in continuo aumento perché c'è una ampia produzione di tipologie, dai prosciutti cotti al salame, la soppressa, il prosciutto crudo, le salsicce, le varie tipologie di luganeghe, e quindi questo contribuisce a un maggior consumo. Torniamo alla nostra luganega bianca, che cosa andiamo a fare adesso? E dovremmo cominciare a fare la minestra di luganega bianca di Treviso per dimostrare come si fa e per ricordare le ricette originali di cui anche il nostro Mafioli ha tanto parlato. Il grande Beppi Mafioli. No? Grande Beppi, di cui quest'anno è il 30ennale dalla morte, che tutti noi ricordiamo con grande affetto, con grande passione, per quanto era personaggio di carattere e di cultura. Cipolla, sedano, in trito molto sottile, si porta a mezza cottura con un po' di burro. Quando è a mezza cottura si inserisce appunto la luganega bianca. Che deve con pazienza essere sminuzzata perché diventa praticamente da ingrediente a condimento per il riso che si inserirà dopo. La si mescola come sto facendo e la si sminuzza fino a che diventa praticamente base grassa per l'inserimento del riso successivo. Quanto tempo per fare un piatto così? Il tempo è la preparazione delle verdure, che comunque si può fare anticipatamente, e poi poco più del tempo di cottura del riso, che in genere è 12-13 minuti. Quando il riso comincia a sfregolare forte, il mescolare deve essere molto vivace, in maniera che il riso non bruci ma assorba tutta l'umidità che esiste tra salsiccia che è il suo grasso, e verdure. Quando il riso canta, così si diceva una volta nella pentola, si aggiunge un po' di vino bianco, possibilmente secco. Siamo ormai alla fase finale. Siamo alla fase importante, fase dopo la quale si è sfumato il riso con il vino e si è inserito il brodo caldo. Questo non è un risotto, è una minestra di riso, dunque una volta mescolato per amalgamare brodo a altri ingredienti, la pentola è bene non mescolarla più, ma eventualmente scuoterla in questa maniera e aggiungere quanto brodo necessario per creare la minestra. Deve praticamente pippare, poco più che sobbollire. Una bella parola, pippare. Sì. Pippare è una parola che si usava una volta proprio per segnalare questo tipo di sobbollitura, appena leggera, e movimento con la pentola, non più mettere il cucchiaio, anche se di legno, fino all'ultimo momento. Ed ecco la nostra specialità pronta per essere servita. Minestra di riso e luganega bianca di Treviso. Adesso che stai facendo? Sto preparando la salsiccia di guarnizione. Deve essere liberata dal suo budello, viene posta sopra il piatto e verrà degustata rompendone con il cucchiaio piccoli morsi per aumentare il sapore di questo piatto. Una delizia. Sì, una delizia, diciamo che speriamo i ristoratori trevigiani ci aiutino a divulgare. L'Accademia Italiana della Cucina ha cercato e continuerà a cercare a portare in vita questo piatto, perché altrimenti morirà di nuovo. Siamo in chiusura, ma prima vogliamo sapere che cos'è il figadet. Perché si dice uno che sia un figadet? Beh, si dice di una persona che è un figadet perché rispetto alla salsiccia, proprio perché ha le frattaglie al suo interno e quindi è molto più molle, quindi proprio per questo, perché non ha nervo, uno si dice te sei un figalet. E con questa battuta noi chiudiamo la nostra puntata di Agricoltura Veneta. Appuntamento alla settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.